Dai! Tagliamo! Una storia molto bella questa, perché parte dalla richiesta e da una raccolta di firme di tanti ragazzi del centro e non solo. Abbiamo lavorato con loro, qui c'era polvere e sassi da tantissimi anni e abbiamo realizzato un campetto in sintetico, in erba sintetica, è il primo pubblico della città in pieno centro. E sono molto contento perché noi abbiamo bisogno in tutta la città, dal centro ai quartieri, di avere tanti spazi liberi per lo sport, dal calcio al basket, e li stiamo realizzando e perché vogliamo che le persone stiano fuori, stiano insieme, giochino, lo facciano liberamente, perché questo significa anche una città più sicura, una città più vissuta e anche una città più sicura. Quindi sono molto contento, fa effetto vederlo così bello perché qui da decenni era la desolazione. Adesso bisogna tenerlo bene, ecco. Questo è importante, nel senso che serve senso civico, perché questo è un bene di tutti e quindi l'amministrazione ha speso dei soldi, sono soldi di tutti, dei cittadini, e quindi sta a tutti i cittadini anche conservarne la giusta manutenzione e non degradarlo, perché insomma il senso civico è questo. I nostri padri uscivano, giocavano fuori all'aria aperta liberamente, in parte anche noi, però già la nostra generazione aveva iniziato a vedere smantellare le strutture sportive. Noi le vogliamo riportare perché la città ha bisogno di star fuori, di stare insieme, e più spazi ci sono più si cresce insieme, quindi credo che sia un valore importante da rappresentare. Abbiamo fatto un investimento importante per dare anche una risposta a quelle realtà fatta da scuola, perché al mattino verranno le scuole, Pomponazzo l'Alberto sono qua vicino, fate dei gruppi sportivi, e anche per quei ragazzi che vogliono organizzarsi in un certo momento e venire qua a giocare. Ci sarà una gestione, grazie a questa collaborazione con il CEPIA e con l'associazione sportiva dei ragazzi di Piazza Vergiliana, che ci permette di collaborare per mantenere, soprattutto perché adesso dobbiamo mantenerlo e gestirlo al meglio. L'investimento è stato di 100.000 euro, i lavori sono stati abbastanza veloci perché sono durati 60 giorni, ma in realtà l'iter autorizzativo è stato molto lungo perché ovviamente parliamo di aree vincolate. Quindi su questo campo sono già 1 anno e mezzo, 2 che abbiamo iniziato a lavorarci, a progettarci, a fare il progetto, finito l'iter autorizzativo, poi 60 giorni in realtà l'opera si è realizzata, e l'opera consiste appunto nel rifacimento del manto erboso, ma anche nella realizzazione di tutta la recinzione che circonda il campo. Direi che è un bellissimo lavoro e speriamo che i bambini e i ragazzi del quartiere, ma non solo della città, vengano qua a giocare.